Pensavamo di dover scavalcare la gente, quindi siamo entrati dall'uscita di sicurezza. Dunque, il film l'avete visto, Salvatore Mereo è qui. Non so se devo fare io la prima domanda o siete già pronti, scatenati, come a volte succede. Dunque, allora comincio io a fare una domanda a Salvatore. In questo film ci sono queste due ragazze che sono veramente bravissime nel loro essere integre dentro e così, come dire, maleducate, sboccate, che recepiscono in qualche modo tutto l'ambiente esterno, però rimangono pure dentro, farfalle, giusto appunto, come si dicono tra loro, belle farfalle. Volevo sapere com'è stato lavorare e trovare, soprattutto come sei riuscita a trovare queste due ragazze così brave, così spontanee, però brave, proprio come delle attrici consumatissime. Abbiamo fatto un grosso lavoro di casting. Prima, quando abbiamo fatto la presentazione del libro, ho detto anche che mi sono trasferito a Cagliari appositamente e per un anno ho insegnato in 2 scuole di quel quartiere che si vede nel film. L'ho fatto per conoscere quell'universo che comunque è lontano dal luogo in cui io e dal mondo in cui io sono cresciuto, e perché non volevo che dal film venisse fuori un'immagine così di seconda mano, di chi appunto l'ha solo orecchiato, per cui sono voluto andare là ed entrare nelle viscere di quei palazzi e conoscere quella gente, anche se si trattava di un film di finzione. E stando là non solo ho potuto conoscere la gente, ma ho capito l'attitudine di quella gente, quindi sapevo poi cosa andare a cercare, nonostante avessi la guida di un libro che ha non una trama solida, però ha dei riferimenti precisi e ineludibili. Le due ragazze le ho trovate poi successivamente facendo appunto il casting nelle scuole dell'Interland di Cagliari. Siamo andati a cercare ragazzi che avessero in qualche modo quel tipo di appartenenza, quel tipo di formazione, anche se poi non necessariamente dovevano avere quel vissuto. Però non è che poi anche quando hai la buona sorte di incontrare due visi straordinari come quelli di Kate e Luna, le trovi già mature da prendere sull'albero, c'è tutto un lavoro da fare e che è stato fatto in questo caso e che l'ho potuto fare anche perché ero produttore del film. Quando ho un po' viene da pensare alle eliminatorie che organizzava Nanni Moretti, quando abbiamo cominciato a stringere la rosa e cancellavamo man mano anche con dolore i ragazzini che erano implicato per una possibile parte, tutto questo l'abbiamo fatto nella palestra di una scuola, cercando di provare parti del testo come se dovesse fare uno spettacolo teatrale che di lì a poco si sarebbe dovuto mettere in scena. E poi quando a un certo punto mi è stato chiaro chi erano poi le persone da scegliere, ho potuto girare, perché appunto era anche il produttore del film, il film in ordine cronologico, e questo mi ha dato un grande vantaggio, perché i ragazzi hanno avuto la possibilità in questo modo di scoprire il film giorno per giorno. Sì, è vero, noi abbiamo provato delle scene, però una cosa è provare delle scene, l'altra cosa è avere la possibilità di entrare in punta di piedi in un racconto e crescere con esso. Ti faccio un esempio: se noi avessimo, seguendo una logica cinematografica, avessimo dovuto cominciare a girare il film esaurendo magari, che ne so, gli interni del palazzo, e quindi avremmo dovuto mettere sul piano di lavorazione una scena come l'ultima all'inizio della lavorazione, probabilmente non avremmo mai avuto il risultato che poi si è riuscito a ottenere, perché quel grado di empatia, di comunicativa che c'è tra le ragazze c'è perché
a un certo punto è nata davvero tra di loro un'amicizia, un'intesa che freddamente non saremmo mai riusciti a ottenere, insomma. E questo tipo di scelta è stata fatta bene o male con tutti gli attori. È chiaro che devi poter controllare il processo produttivo, altrimenti è difficile riuscire anche qualche volta ad aspettare gli attori, perché l'atteggiamento era quello del documentarista. Qualche volta siamo tornati a casa la sera avendo la certezza di aver impressionato il buon materiale, altre volte a malincuore con l'idea di non aver fatto niente, ma sempre avendo la possibilità di stare lì nella posta ad aspettare la situazione giusta, insomma, come si fa con il documentario. Qualcuno di voi si ricorda l'incontro fatto per Reality con Aniello Arena, se qualcuno di voi era in sala, che Reality è stato girato con questo metodo, vale a dire è stato girato in ordine cronologico, che non è una cosa comune nel cinema, cioè nel cinema si raggruppano le scene in modo da esaurire un set, una location, poi ci si riserva, che ne so, gli esterni oppure degli interni, se sono previsti degli esterni e invece la stagione non piove e così via. Quindi è proprio una cosa anomala, diciamo. Assolutamente anomala, in genere è una cosa che si conquista e appunto citi un caso di un regista che ha una grande forza contrattuale e che riesce a ottenere di poter congelare anche dei set fino a che il film non è finito. In questo caso lo si è potuto fare appunto perché noi eravamo in qualche modo, tra virgolette, padroni della baracca, con tutto quello che ne consegue. Certo, essere produttori del proprio film è sicuramente un vantaggio in questo senso. Non avete curiosità? Il film vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Accolto a Cagliari dal pubblico questa, in qualche modo, anche se il film, lo scopo del film non era rappresentare Cagliari, ma questa rappresentazione di Cagliari così un po' degradata, un po', anche se effettivamente esiste, però ma lei con questa domanda solleva una questione annosa che è tipica e normalmente arriva ogni volta che si fa un film che ha a che fare con la Sardegna, no? Perché c'è in qualche modo un rapporto mai risolto tra gli spettatori sardi e i film che li rappresentano, che può risalire ai tempi di Padre Padrone, no? In generale, storicamente, abbiamo avuto sempre molta difficoltà a vederci rappresentati sullo schermo. Io stesso in prima persona ho in qualche modo toccato con mano questo aspetto, perché quando avevo fatto il mio primo film molti appunto si chiedevano quanto in realtà fosse giusto o quanto ci fosse di vero nella rappresentazione che la Sardegna ne veniva fatta. In questo caso il problema era in qualche modo risolto in parte a monte, perché il film discende da un libro, tra l'altro molto noto, per cui chi ha visto il film era a conoscenza della storia che era raccontata nel libro, anche se poi l'evidenza dello schermo cinematografico è ben altra cosa rispetto alla lettura di un libro. Le posso dire che il film ha diviso a Cagliari, in Sardegna, anche se poi questa divisione ha poi generato un dibattito che ha in qualche modo poi portato fortuna al film, perché poi sono andati a vederlo anche quelli che probabilmente in origine non avevano deciso di vederlo, e ne è nato anche una sorta di passaparola che è la cosa che meglio può capitare a un film, insomma. Però ci sono state delle persone che hanno avuto modo anche di dissentire in maniera energica. Non so se lei ha avuto modo di seguire il dibattito che c'è stato all'indomani della sua uscita, che poi è continuato sui social network e che parte in genere appunto da questo tipo di riserva che sempre nasce ogni volta che c'è un film che ha a che fare con la Sardegna, che
che cosa penseranno di noi quelli che ci vedono fuori, perché in genere è questa la domanda che molti si fanno. Ma guardi, devo dire la verità, poi alla fine le reazioni meno energiche sono arrivate proprio da Santeria, che con grande senso pratico, perché poi è gente che è abituata, come dire, a guadagnarsi la vita giorno per giorno, ha visto il film dicendo anche quasi in maniera laconica: pensavamo peggio. A me il film è piaciuto, le due interpreti bravissime, tante cose belle, anche non capisco nulla di cinematografia, di come si svolge un film, ma certi tagli, certe riprese mi sono piaciute molto, quindi complimenti per quello che vale, ma sono un ignorante. Però l'ho visto con occhi completamente diversi da quelli, diciamo, rivelati dalla domanda che è stata fatta finora. Cioè, io dico, mi è sembrato, non lo so, tra l'altro io ho vissuto in Sardegna tanto, continuo più o meno a viverci, pur se vivo continuativamente a Pisa, ma insomma con grandi parentesi sarde. C'è qualcosa di sardo in questa storia? Non solo nel film. Ma guardi, torniamo di nuovo alle considerazioni che ci facevano prima a proposito del libro. Io credo che si faccia un grande torto a Sergio Azzeni, che l'ha inventata questa storia, a pensare soltanto che è una storia solo ed esclusivamente sarda, perché lui rispondeva bene presentandosi al mondo in questo modo, quando diceva: io sono sardo, sono italiano e sono europeo. E direi anche che questa storia è ancora più che europea, è una storia universale, per cui sì, in realtà ci sono molti aspetti che ci rimandano chiaramente a Cagliari, e un personaggio come quello del signor Federico lo si incontra al mercato di Via Quirra, però questa storia potrebbe aver luogo anche a Caracas, potrebbe aver luogo a Mumbai, e non credo verrebbe meno mai nella sua natura più profonda, nella sua essenza. Allora, proseguo io con le domande. A proposito della domanda del signore, cioè, secondo me il film è, come dire, un'evoluzione nel tuo percorso cinematografico, perché il primo film, Ballo a tre passi, forse non poteva essere fatto se non in Sardegna, probabilmente, e Sono Taula anche, mentre invece questo è girato in Sardegna, è una storia sarda, ma appunto, come dicevi te, potrebbe essere ambientato in una periferia, cioè potrebbe essere una periferia di una qualsiasi metropoli o città molto grande. E quindi, cioè, secondo me questo è proprio anche un percorso a tappe, per cui uno si parte dalle cose che conosce bene e le rappresenta, e poi comunque sia c'ha una spinta a far sì che queste cose siano in qualche modo universali, cioè non solo a raccontare il vissuto tuo o di chi ti è vicino o di chi conosci bene. E niente, mi chiedevo se è veramente così, cioè se è un percorso, se è un'apertura, Guarda, io una delle ragioni che mi ha spinto a scegliere questo libro, al di là della bellezza del racconto in sé e delle modalità in cui poi viene soprattutto espresso e raccontato, era anche l'avere la possibilità di raccontare appunto quella parte metropolitana della Sardegna che ancora non ho mai affrontato con dei film, anche per come dire, sedare in qualche modo qualche polemica che era nata a seguito dei miei film precedenti, nella quale sostanzialmente si diceva: guardate che la Sardegna non si esaurisce soltanto alla Barbagia, ai muretti a secco, alle gregge, ai banditi eccetera, ma ce n'è un'altra che pulsa, vive, che come dire, è in contatto con il resto del mondo, che fino adesso il cinema sostanzialmente ha ignorato. Per cui
da questo punto di vista il racconto di Azzini era un'occasione straordinaria e imperdibile. Poi io non credo che in verità Sonetaula, pur avendo come dire, delle radici così profondamente sarde, non sia un film che possa arrivare anche a uno spettatore di un altro luogo, perché davvero vale sempre in questi casi l'adagio tolstoiano, ti dice: se tu racconti bene il tuo villaggio sei sicuro che poi puoi arrivare anche al mondo, e credo che possa valere anche in questo caso. È chiaro che questa evoluzione che tu noti c'è probabilmente anche sul piano del linguaggio, perché probabilmente c'è una maggiore confidenza col mezzo, c'è anche una riflessione sul cinema, sul fare cinema, perché in fondo se si va a chiudere, a stringere il film dentro una formula, la storia di Kat è anche è una sorta di finto documentario su questa ragazzina, dove una troupe invisibile, seguendo quel principio zavattiniano del pedinamento, si mette alle spalle di questa ragazza e la racconta. Però c'è anche il tentativo di riflettere sul mezzo cinematografico che probabilmente dà la possibilità di aprirsi a uno spettatore non solo motivato dall'appartenenza territoriale, insomma. Io avrei due domande sul rapporto col libro. Il primo è come mai la scelta di dislocare rispetto al quartiere di Smirionis, mentre la seconda domanda mi è sembrato che abbia calcato molto sul dialogo tra quello che era il narratore e quello che era il lettore, quindi tra lo spettatore e la ragazza, che è una scelta molto coraggiosa, soprattutto se l'attrice non è un'attrice professionista, mentre ha forse un po' tralasciato quello che era, penso anche per questioni pratiche, ma glielo chiedo, quello che era il lato più fiabesco, più fantastico. Mi riferisco soprattutto alla scena della coda. Come mai questa scelta? Allora, l'ambientazione a Smirionis e ai giorni nostri è dovuta a una questione puramente produttiva. Oggi fare un film anche soltanto ambientato negli anni 90, così come il racconto era stato concepito, significa fare un film in costume, significa fare una ricostruzione che noi non eravamo produttivamente in grado di supportare. Per cui abbiamo da subito, ragionando anche con lo scenografo, nonostante la città non fosse poi così cambiata, abbiamo convenuto che conveniva appunto portare il racconto ai giorni nostri, anche perché non credo che in questo adattamento si perdesse qualcosa del senso stretto del racconto. Piccole cose, cioè nel libro Kate e Gigi comunicano attraverso delle lettere, quando lei va sull'uscio di casa per dichiararsi e lui mostra a lei la lettera che ha scritto a Samantha Cordulli, oggi non avrebbe più senso perché è superata dall'utilizzo che i ragazzi fanno dei social network, dei telefonini eccetera, per cui piccoli accorgimenti che però non cambiano la sostanza e l'impianto del racconto. Invece per quel che riguarda l'aspetto fiabesco, allora, nella prima stesura della sceneggiatura probabilmente questa dimensione era ancora più presente. Il gatto, per intenderci, era un vero e proprio personaggio che cominciavamo a vedere sin dalla prima inquadratura, per cui quando arrivava sul finale era un personaggio col quale ci eravamo già in qualche modo accasati, e serviva tra l'altro a rimediare a quella difficoltà oggettiva della rappresentazione che lui fa dal punto di vista letterario della Coa con tutti quei gatti che mai avremmo potuto fare al cinema, neanche con l'aiuto degli animatronics o dell'animazione digitale, perché quelle sono le classiche cose che hanno come dire, una loro ragion d'essere sulla pagina scritta, ma sono difficili, a meno che non siano dei mezzi produttivi smisurati, sono difficilissimi da portare sullo schermo. Per quel che riguarda invece il rapporto che si ha tra narratore e spettatore,
È vero, io ho molto fatto leva su questo aspetto e addirittura ho trovato la chiave del racconto là, perché prima di cominciare a sceneggiarlo mi sono posto più volte il problema di come rappresentare questa storia, perché per tanto tempo ero convinto che in realtà appartenesse soltanto alla letteratura e che un tentativo di riduzione cinematografica rappresentasse in qualche modo una violazione. Poi, leggendo e rileggendo, ho trovato la chiave nel prefinale, quando a un certo punto Luna va sopra a casa per prendere lo zaino che la dovrà portare a casa di carte e lei per un attimo, se ti ricordi bene il racconto, rimane da sola seduta nei gradini e c'è il gruppo degli amici di Malcolm Puddu che stazionano nel cortile antistante del condominio e soprattutto a un certo punto lei si rivolge a uno dei ragazzi che la guarda e gli dice: e tu, Barabba di Santo Micheli, perché mi stai guardando in quel modo? Guarda, io non sono interessato a queste cose porche. In realtà in quel momento lei si rivolge, o meglio, l'autore, lo scrittore si mette in gioco, si mette in scena e il Barabba di Santo Micheli non è altro che Azzei. Quello era l'unico pertugio che si apre nel libro e mi ci sono infilato e buttato a corpo morto, prendendo dei rischi, come dici tu, enormi, perché poi è vero, quando abbiamo cominciato a girare il film non avevamo la certezza che poi Caterina Sara Podda avesse la possibilità di prendersi il film sulle spalle. È stata una scommessa all'inizio confortata soltanto da piccoli provini, ma che non ti davano nessuna garanzia sul risultato finale. Devo dirti che ho tremato fino alla fine e Bara chi dice che il film ce l'aveva in testa dalla prima inquadratura è andato solo a seguirlo. In verità i film si finiscono al montaggio quando si poggia all'ultima inquadratura e solo allora forse si ha certezza quando vengono che siano venuti, insomma, diffidati di quelli che dicono sapevo già cosa fare, sapevo già tutto, non è vero. Pubblico pigro stasera. Allora faccio un'altra domanda io, scusate. In quanto tempo hai fatto le riprese, quanto sono durate le riprese e quanto le prove, soprattutto con le due bimbe? Ma allora, noi abbiamo provato per un certo periodo, appunto come dicevo prima, nella palestra di una scuola, ma mentre facevamo il casting, e le prove servivano soprattutto per capire, una volta capito chi erano le due protagoniste, chi dovevano essere i personaggi di contorno. C'è quasi un principio chimico che ti porta a legare le scelte e a farti dire questo sta bene, questo non sta bene, e le prove sostanzialmente servivano a questo. Poi io sono uno che sul set filma le prove, cioè non aspetta che il Chuck come dire, sia maturo e poi comincia a impressionarlo, ma nell'ipotesi che poi a volte il caso ti possa regalare qualcosa di inaspettato, comincio a girare già le prime prove quando capisco che c'è quel minimo di filo che deve reggere la scena. Anche perché con i non attori accade questo, che il meglio arriva in genere alla prima, alla seconda, alla terza ripresa, poi bisogna aspettare la 15ª perché torni di nuovo una sorta di freschezza che viene a mancare dopo il terzo o quarto chuck. E quindi nel dubbio, anche quando magari la ripresa non è matura per l'operatore o per il fonico, io comincio a girare. Io vorrei sapere perché tra i vari libri d'azione ho scelto questo, perché di sicuro da mettere una pellicola è più difficile rispetto ad altri, più poco riproducibile nella storia, appunto la cover, che ne so, il quinto passo della Dio è più lineare, cioè non lineare, però più fattibile secondo me. Però in genere non è soltanto il principio della realizzabilità che ti spinge a scegliere un progetto piuttosto che un altro, è la suggestione e quanto poi questo progetto ti coinvolge emotivamente, è quello poi l'elemento decisivo, più di qualsiasi
altro elemento, e io in genere non sono uno che, ahimè, fa questi calcoli, perché se avessi seguito il principio della linearità probabilmente non mi sarei messo nei pasticci, perché fare un film così significa anche mettersi nei pasticci, perché appunto, come tu stesso dici, hai ragione, cioè, se uno dovesse ragionare su Bellas Mariposas col metro dello sceneggiatore classico, della drammaturgia classica, girerebbe a largo da un libro così, perché è un libro che non ha dialoghi, non ha punteggiatura, non c'è una ripartizione in atti come vorrebbe la tradizione della sceneggiatura cinematografica, che si fa direttamente dal romanzo ottocentesco. Quei dottori della sceneggiatura che in genere consigliano i produttori in un sistema produttivo come quello hollywoodiano lo butterebbero dal cestino un libro così, perché direbbero stai lontano da una cosa del genere. Però poi alla fine io leggevo il libro, lo rileggevo, e quell'emozione del bacio finale me la portavo sempre dentro, anche alla quarta, alla quinta lettura. Quando un libro, come dire, non scema mai come questo, è segno che lo devi ascoltare. Anche sono ignorante di cinema, volevo soltanto sapere se lei pensa di aver traslato tutto il significato della sessualità dalla storia al libro, e secondariamente se ha avuto problemi in questa operazione nel dialogo con le attrici, il dialogo lavorativo. Da ultimo, proprio perché non sono un grosso cinefilo, volevo sapere quanto c'è di brutti, sporchi e cattivi all'interno del film. Chiaramente i film sono... Questi brutti, sporchi e cattivi, se ci sono anche fatti pure papè una certa classe sociale? No. Se guarda bene il film, in realtà poi alla fine, anche quando sono così brutti, sporchi e cattivi, c'è sempre molto affetto, molta solidarietà per tutti, persino nei confronti del padre, che forse tutti è il personaggio più raccapricciante. Voglio dire, se invece è fatto per stupire una classe sociale per bene. No, guarda, allora, anche in questo caso barerei se mi attribuissi questo progetto. In realtà uno fa i film di pancia senza fare troppi calcoli, poi a volte scopre che ha attivato magari una volontà e dei messaggi che sono andati al di là delle sue intenzioni iniziali, però non c'era da questo punto di vista un progetto scientifico. Per quel che riguarda invece, per tornare alla tua domanda, certo che c'erano brutti, sporchi e cattivi, c'è anche una giornata particolare, ci sono in genere in un film tutti i film che poi si è amato, e a volte ci sono anche in maniera inconsapevole, nel senso che qualche volta uno organizza materialmente proprio e fisicamente una citazione perché vuole richiamare un film o una sequenza che ha amato moltissimo, altre volte questo avviene in maniera così inconscia e lo scopre il montaggio. Però se c'è un film a cui ho sicuramente guardato, quello è Brutti e sporchi e cattivi di Scova, anche se lì probabilmente si vira in maniera decisiva verso il grottesco, qui no, credo. Come sono arrivato a rapportarmi con le ragazze anche su un tema così delicato. Allora, trattandosi di minori, ho evitato da subito delle possibili imboscate che potevano arrivare anche dai genitori, e ho detto: se volete fare questa esperienza è bene che voi leggiate il libro, in maniera tale che poi strada facendo non ci siano né delle perplessità e soprattutto delle rinunce e dei rinvieghi, perché se arrivassero a metà del percorso sarebbe un danno per tutti. E devo dire che i genitori, tutti i ragazzi che sono stati coinvolti, hanno letto il libro e non si sono fatti per niente impressionare dal libro. Soltanto una ragazza che era stata scelta, quando poi ha letto il racconto non si è più fatta vedere, ma è l'unico caso in mezzo a 15, insomma. Se c'era imbarazzo nel rapportarmi con loro, guarda, in realtà noi abbiamo fatto un percorso
di avvicinamento reciproco, che credo che poi alla fine non è sconfinata l'amicizia, perché c'è una differenza anagrafica tale da non poterla generare, però c'era assolutamente fiducia da ambo le parti. Le ragazzine, che erano molto vigili, erano molto intelligenti, molto recettive, quando hanno capito che potevano fidarsi, si sono veramente messe nelle mie mani, hanno come dire, accettato il gioco fino in fondo, senza alcuna titubanza. Soltanto una scena preoccupava in particolare l'una, che è quella di Piazza della Repubblica, quella del gelato, e quando ha capito, perché poi capivano come di volta in volta risolvevo visivamente le scene, quando ha capito che in realtà la scena non è stata realizzata come il racconto lasciava immaginare, mi ha ringraziato, perché è stata risolta tutta sul fuoricampo, insomma. Bravo a fare domande, a parte i complimenti, perché li abbiamo già fatti tante volte, è sempre piacevole rivederti. Quanto costa a un regista usare attrici, non attrici come categoria? Adesso dopo un po' di tempo che è passato. Ma se la domanda è se rifarei la stessa scelta, beh sì, la rifarei, anche perché a quest'età intanto non esistono degli attori di professione. Quelli che ti passano le agenzie o le compagnie o chi rappresenta attori di quest'età in genere non sono quelli che farebbero a questo caso, perché a quest'età o sono attori che appunto sono stati in qualche modo usurati dalla pubblicità e quindi hanno già l'età, i vizi e gli aspetti più deteriori della recitazione, oppure come è giusto che sia, a quest'età non si è attori, quindi conviene cercarseli nella vita, insomma. Per cui rifarei la stessa scelta. È chiaro che quando si fa una scelta di questo tipo, per tutti i ruoli del cast, non si sta guardando chiaramente al botteghino, perché altrimenti si farebbe un altro tipo di scelta. Però non sono neanche convinto che oggi questo tipo di scelta calcolata, oculata, paghi, perché ti chiedo, tu sai quali sono davvero gli attori che assicurano, tolti quei 4-5 che hanno la buona sorte di fare la commedia o che vengono da esperienze televisive di tale risonanza, che garantiscono davvero l'ingresso del pubblico in sala? Ormai non esiste più un sistema, almeno in Italia, di divi che come dire, ti garantisce poi il risultato al cinema. Forse sono stato frente. Quanto costa come regista emotivamente dressare, appunto, e non dressare, non so come spiegare quello che ok. Cioè, te ne stai ancora portando dietro, ti hanno dato più di quello che ti avrebbe dato un'attrice professionista, è stata un'esperienza... Beh, è stata un'esperienza di vita, non solo il lavoro, tant'è vero che l'ho fatta precedere da un'esperienza a scuola, non poteva nascere così freddamente attraverso un semplice casting, ed è continuata in fondo anche dopo il film, e continua, perché poi non è che si sono chiuse le comunicazioni. Io continuamente sento le due ragazze, ho sempre fatto in modo che comunque non caricassero di troppo significato questa esperienza, perché non vorrei che poi arrivassero dopo delle delusioni, perché è facile che poi possa accadere a quest'età, però mi sembrano abbastanza vaccinate, insomma. E poi hanno quella giusta distanza che ancora le salva. In questo senso Kat e Luna sono molto diverse Sara e Maya sono diverse nella vita, probabilmente, da quelle ragazzine che si portano un nome che viene da una telenovela americana e che magari sognano come Kat di fare la cantante, insomma. Da che classe sociale provenivano le bimbe? Una classe sociale molto simile a quella rappresentata. Quasi tutte hanno situazioni familiari
critiche, non sono cresciute nell'agio, vengono da situazioni di dispersione scolastica enorme. Kate si è incagliata alla scuola media e stenta a venirne fuori, ma non perché non sia intelligente, è che proprio evidentemente non ha ancora trovato il modo per affrontarla. Mi sembra che hai fatto una scelta un po' coraggiosa, io sono d'accordo con quel ragazzo che prima diceva che mai hai scelto Bellas Mariposas rispetto ad altre cose. Non sono d'accordo, sono d'accordo nel senso che anche a me, quando ho sentito che avevi provato a fare un film da Bellas Mariposas, sono rimasto un po' perplesso, perché la mia prima impressione è che Bellas Mariposas non sia un racconto cinematografico. In realtà, diciamo, anche dal punto di vista letterario, è un racconto un po' fuori canone, perché è un racconto in cui non c'è una vera e propria trama, non c'è una sequenza di eventi, è un racconto, appunto tu giustamente hai usato la cifra del documentario. Mi domando se il documentario hai scelto degli attori non professionisti, ma anche perché questo rientra in questa linea, no? Che è una linea che rispetta molto anche lo spirito del libro, perché nel libro appunto accenno il dialogo che tu accennavi, non è casuale. Lì volutamente Azzeni vuol fare il resoconto di una giornata tipo di un quartiere di Cagliari, non vuole raccontare degli episodi strani, degli eventi drammatici particolari, no? Anche il fatto del dramma alla fine non c'è. E hai scelto questo perché, diciamo, in qualche modo questo film ti ha spinto a fare, diciamo, questo racconto ti ha costretto a modificare uno schema filmico, oppure, diciamo, già in testa, diciamo, inseguito, hai cercato un racconto così perché non volevi fare un film come tanti altri? In realtà è sempre difficile stabilire una priorità. L'unico elemento di cui devi poterti fidare è l'emozione che nasce e scaturisce dal racconto. Se questa resiste alla prova del tempo è segno che il racconto non va trascurato, perché quando tu cerchi un racconto, in prima battuta lo fai come un lettore qualsiasi, poi alla seconda lettura lo stai facendo con l'atteggiamento di chi deve cercarsi una storia da portare sullo schermo, e se anche con questo atteggiamento l'emozione resiste e torna come la prima volta, e il racconto continua a vivere anche dopo la lettura e non ti lascia, è segno appunto che è uno di quei segnali che devi saper ascoltare. Oggi al terzo film so anche cosa in qualche modo va evitato, però devo dire onestamente che quando ho scelto Bellas Mariposas non c'era questo tipo di calcolo, non c'è mai stato prima, e forse qualche volta è anche utile soppesare bene le scelte, perché a una prima lettura non sempre si ha consapevolezza delle trappole che ci possono essere dentro un racconto, no? E quello che uno scrittore risolve in un semplice capoverso a volte può essere la partita su cui si gioca tutto un film, e lì conta molto, devo dire, l'esperienza. Ti faccio un esempio, mi piace in questo caso citare sempre gli esempi di cinema classico. Conosci un film come Senso di Visconti, no? Alla scena della battaglia, quella che probabilmente li avrebbe impegnati per buona parte delle riprese, in sceneggiatura risulta in sceneggiatura è riportata con una sola riga, no? E gli austriaci sconfinarono sul prato. È un modo anche, come dire, un po' paraculo e farabutto per ingannare il produttore e dire che lì per lì le difficoltà non c'erano. Tutto questo per dirti che dipende poi da quello su cui vuoi far davvero leva
dentro il racconto. Però a comandare deve essere sempre l'emozione, e un'altra cosa molto importante è la capacità di abitare il racconto, perché un racconto può essere anche straordinario, ti può anche sedurre, ti può conquistare, ma se ti è estraneo, se il mondo raccontato, evocato è lontano dal tuo, è difficile poi vincere la scommessa. Per cui è chiaro che si deve dare anche per scontato che in qualche modo tu da quel racconto possa anche avere occasioni di raccontare te stesso, anche quando sembra sideralmente lontano dal tuo vissuto e dalla tua formazione. In Bellas Mariposas c'erano comunque tutte queste possibilità. Una curiosità professionale. Quale ragazza? Allora io la seguo. Gli amici continueranno a ridere per giorni sul ragazza. No, io sono molto incuriosita dalla relazione, questo a prescindere da quest'opera in particolare, dalla relazione tra letteratura e cinema. E ero molto interessata a una riflessione specifica su questo tema suo, perché già la seconda volta che torna sul luogo del delitto sceglie un romanzo e lo trasforma in un film. Allora, sono due linguaggi completamente diversi, ognuno con le sue peculiarità naturalmente, e da un po' di anni a questa parte esiste una bibliografia sterminata su questo tema, perché appunto fa riflettere, fa sognare, fa immaginare, e io sono sempre molto curiosa dalle riflessioni di un regista rispetto, perché il regista viene necessariamente dopo l'opera letteraria e non è possibile il contrario naturalmente, e quindi sono molto curiosa dai meccanismi che questa relazione scatena. C'è una consapevolezza fin dall'origine dell'andare a produrre un'altra cosa che si ispira, si ancora a quel testo letterario, ma diventa necessariamente un'altra cosa e raggiunge anche un pubblico che può coincidere, ma può anche essere completamente diverso rispetto al testo letterario. Ecco, mi piacerebbe qualche sua riflessione su questo tema. Tocca un tema, appunto, che come dice lei, si porta dietro dei toni. Tenga conto che appunto il primo luogo dove il cinema ha guardato quando ha cercato delle storie è stata la letteratura, per cui da allora quel rapporto non è mai venuto meno, per cui non riusciremo mai a esaurirlo stasera. Ma no, guardi, lei dice una cosa giustissima: il film è una cosa, il libro è un'altra, usano dei linguaggi completamente diversi e non potrebbe essere altrimenti. E il partire da un racconto preesistente è un vantaggio da un lato, perché questo ti evita tutti i problemi che nascono intorno alla creazione di un racconto, cioè pensare dei personaggi, individuare un arco narrativo, creare una sottostoria, che in genere viene consigliata al cinema, creare l'eroe, creare l'antieroe, ambientare il racconto in maniera credibile e plausibile dentro un contesto. Tutto questo lo fa qualcun altro per te, e nel momento in cui tu scegli un libro te lo porti in eredità. Però poi, fatta questa scelta, in realtà arrivano i problemi, e sono tanti, e cambiano a seconda del racconto che di volta in volta si sceglie, e a volte la esatta percezione e dimensione del problema la si ha mentre si sceneggia il film. Io le posso parlare della mia esperienza. Quando ho scelto di fare Sonetaula, per citare l'altro racconto di cui lei parlava, mi sembrava di avere a portata di mano quella che potrebbe definirsi una ricetta pronta per essere informata. La seconda edizione di Sonetaula, quella che Fiori fa per Einaudi, come dire, è stata sottoposta a un lavoro di editing talmente importante che la possiamo considerare in un certo senso un nuovo romanzo. Tornando 30 anni dopo sul libro, Fiori libera il libro da tutti quegli aspetti
sociologici che erano probabilmente il risultato di quella sua attività di cronista negli anni 60 e che pesava nel racconto, e va come uno che lavora ad intarsio a liberare tutta la struttura narrativa da tutti gli orpelli per arrivare alla struttura vera e propria che è quella della tragedia classica, no? Per cui avevamo davanti a quel libro, se dovessimo fare un'analisi narratologica, avevamo veramente una struttura perfetta in 3 atti con un arco narrativo preciso che si dipanava nell'arco di 30 anni. Nella lettura tutto questo non rappresentava un problema, anzi era motivo di emozione in più vedere dietro la storia di un individuo, di un singolo, di una famiglia, addirittura la storia di un popolo, perché se lei guarda e legge un libro come Centauro vedrà in filigrana anche la storia della nascita di una nazione che è quella della Sardegna, che da uno stato arcaico e rurale si avvicina e si appresta ad arrivare alla modernità attraverso il piano di rinascita, no? E tutto questo è dietro diciamo, la vicenda dei personaggi che stanno in primo piano. Quindi avevamo un'occasione da questo punto di vista ripetibile. Poi nel momento in cui lei traduce questa cosa sullo schermo si pone un primo problema, ed è che il protagonista comincia la sua vicenda a 8-10 anni e la finisce a 30. Come fare a rappresentarlo? Perché da lettori non abbiamo problemi, ereditiamo questo nome, Sonetaura, dalla prima pagina, ce lo portiamo fino all'ultima e sappiamo sempre che stiamo parlando dello stesso personaggio. Ma in natura non esiste un attore che può fare i 10, i 20 e i 30 anni. Ecco un primo grande problema che ti porta alla messa in scena cinematografica, anche quando hai il grande vantaggio di una storia, come dire, non solo oliata, ma dove le viti sono state strette così bene che sembra, come dire, non vacillare. Eppure, anche in quel caso, questo era il problema più grande. Allora, come affrontarlo? Scegliere, fare la staffetta, come si dice in gergo, per cui per ogni segmento della crescita scegliere un interprete e fare un passaggio di testimone da un capitolo all'altro, da una stagione all'altra, confidando nello spettatore, oppure scegliere un attore in un'età mediana che prenda un po' della giovinezza e un po' dell'età matura e confidando sul trucco. Questo non è che uno dei problemi. In Bellas Mariposas il problema più grande era l'ambientazione, perché il racconto si svolge nell'arco di una giornata, ma noi dovevamo raccontare una giornata al cinema nell'arco di 3 mesi, una giornata di sole, il 3 di agosto del 1995, anno in cui esce la canzone di Giovanotti, Io penso positivo, perché quello è il riferimento temporale. Allora che bisogna andare da un mago, farsi leggere le carte e dire ma i prossimi 3 mesi farà sempre sole, perché di quello avevamo bisogno. Quindi in realtà lei come dire, solleva una questione che pone problemi su vari fronti. Io credo che ancora una volta ci si debba in qualche modo poter fidare e dell'emozione e appunto della capacità di impossessarsi di quella storia e di abitarla. È chiaro che difficilmente si può fare qualcosa e portare sullo schermo qualcosa che ha poco a che fare con noi stessi, dove si racconta un mondo che noi non abbiamo mai conosciuto ma lo abbiamo soltanto sentito oppure vagheggiato. Lì avremo difficoltà perché saremo subito in debito d'ossigeno nel momento in cui dovremo dare delle istruzioni agli attori. Io non potrei raccontare la storia di una grande famiglia del nord perché non ne so niente di quelle famiglie, anche quando il libro ci dà tutte le istruzioni per procedere giorno per giorno, perché ne ho solo sentito parlare, le ho viste in televisione e credo che questo debba valere sempre e comunque. Poi probabilmente quando si acquisisce, ma non è questo il mio caso, un tale tanto mestiere da poter affrontare qualsiasi cosa, probabilmente si può anche, come dire, passare anche da un racconto all'altro, anche quando non c'è una stretta, non c'è uno stretto legame col mondo che poi viene evocato nel romanzo. Io per adesso ho sempre bisogno di punti cardinali, di riferimenti precisi, forse perché ancora sono tante le lacune.
Mi sembra che l'applauso sia conclusivo, credo. L'Assemblea ha deciso così, quindi ringraziamo tutte l'Unicoop sezione di Pisa, detto giusto, sì, l'Associazione di Cultura del Sarda Grazia Deledda e l'Arsenale che hanno organizzato questo incontro e questa proiezione. La mia curiosità professionale gliela chiedo dopo. E ringraziamo ovviamente Salvatore Mereo che ha accettato il nostro invito. Grazie a voi.